Mi sento molto felice e orgogliosa oggi. Secondo me proprio adesso è arrivato che abbiamo vinto, che abbiamo fatto un bellissimo risultato, per niente scontato, quindi veramente siamo orgogliosi di tutti noi. Diciamo che noi non riposiamo mai, già domani partiamo per la partita di Champions a Mulhouse, quindi non si ferma mai e niente, cioè, ci guardiamo avanti per il prossimo obiettivo che sarà probabilmente Coppa Italia. Penso che è veramente un bellissimo gruppo e che ognuno lotta fino alla fine e poi un'atmosfera pazzesca, un'atmosfera, clima in gruppo pazzesca. Una dedica per questo trofeo? Penso che per tutti noi che è stato difficile, la squadra nuova, ma abbiamo trovato un feeling subito e penso che possiamo anche dedicare a Sara che già quasi con una gamba con noi per giocare, quindi non vediamo l'ora di giocare una partita con Sara e poi niente, di tutto il gruppo. Dopo il bagno in piscina state tutte bene oggi? Ma sì, certo, non si vede che siamo bene. Fa effetto, sì, è un anno molto fortunato per me, da quest'estate in poi, ma anche la scorsa stagione. È vero che abbiamo perso la finale di Champions, abbiamo portato però uno scudetto a casa, è una stagione memorabile, non è per niente facile. Io sinceramente non so cosa dire, sono orgoglioso di questo gruppo, del cammino che abbiamo fatto, di quello che abbiamo dimostrato durante questo mondiale per club. È un livello altissimo, giocando con le migliori squadre del mondo, giocando una pallavolo ad altissimo livello, vincendo dei set con dei parziali bellissimi. Vuol dire che abbiamo vinto meritatamente, abbiamo dimostrato secondo me di essere in questo momento un gradino sopra gli altri. Volevamo questo trofeo enormemente, forse un po' inatteso e insperato, no? Qualcuno di voi mi ha chiesto prima della partenza che non partivamo da favoriti, io ho detto noi siamo Conegliano, l'ho detto alle ragazze, noi possiamo vincere questo trofeo, ci credevo tantissimo, ho visto le ragazze con l'atteggiamento giusto, con gli occhi giusti, abbiamo secondo me strameritato questo trofeo, sono orgogliosissimo di questo gruppo, ripeto, del lavoro dello staff in toto perché hanno fatto un gran lavoro per permettermi di avere la squadra al top e sono molto contento di aver regalato una gioia ai tifosi che sono qui oggi a gioire un po' con noi e spero il 26 di avere il Palasport strapieno perché dovrebbe essere una bella festa per tutti noi. Qualche volta hai dovuto alzare la voce, poche, tante volte ti abbiamo visto anche sorridere, quindi è così. È dentro il gruppo la forza. Assolutamente sì, quest'anno c'è un gruppo fantastico, veramente un gruppo eccezionale. Si lavora benissimo in palestra, ho un gruppo di ragazze che mi ascoltano, che ci ascoltano, che ci seguono, che credono nel lavoro che facciamo, che vogliono lavorare insieme per raggiungere obiettivi importanti. Quello di ieri è stato l'epilogo per adesso di quello che questa squadra è riuscita a fare bruciando le tappe, perché in pochissimo tempo siamo arrivati a livelli che probabilmente erano insperati, no? Da parte di tanti. Però è un gruppo di ragazze fantastiche, prima di tutto persone e donne fantastiche e poi atlete meravigliose. Sta anche tornando Sara Farr, tra l'altro. Esatto, sarà un enorme valore aggiunto per noi. Sara sta bene, scalpita, noi siamo molto contenti di riabbracciarla, sarà un enorme valore aggiunto per questo gruppo. Il fattore ambientale sembra addirittura caricarvi a volte, ieri 10.000 tifosi turchi, insomma, sì, ancora di più. Non era la stessa atmosfera di Ankara, molto più semplice dal punto di vista dei fischi, diciamo, ma queste ragazze sono abituate a giocare in questi climi qua, quindi quello di ieri era nulla, diciamo che inizialmente può fare un po' effetto, poi dopo andando avanti non ci si fa neanche più caso, le ragazze sentono solo quello che devono sentire, i miei consigli, le urla all'interno del campo, bello comunque, bello. Una dedica? Ah wow, non lo so, questa volta ai tifosi, io ho detto è un dispiacere che non abbiamo avuto tanti tifosi, pochissimi tifosi, capisco che era una cosa molto impegnativa, venire ad Antalya è molto dispendioso, spero che il 26 potremmo gioire e festeggiare tutti insieme perché quest'anno stanno ritornando alla grande
ci hanno sempre abbracciato e il 26 vorrei che fosse una festa di tutta la società, di tutto il club e di tutti i tifosi. Ma l'emozione è pazzesca, è veramente incredibile. Sinceramente io prima di partire non ero neanche convinto di arrivare in semifinale. Non lo dico per scaramanzia o per falsa umiltà, però vedevo un girone veramente complicato. Il Minas poi comunque era una squadra che poteva sorprendere, basta vedere anche quanta difficoltà ha messo il Vakif e anche il Praia forse pensavo potesse esprimersi un pochettino di più. Poi quando siamo arrivati in finale ho detto vabbè, qui può capitare di tutto, ma sapevamo che col Vakif insomma la tradizione non era dalla nostra, invece quando ho visto giocare le ragazze il primo set ho detto forse oggi sarà un gran giorno, e così è stato, perché abbiamo sempre governato la partita dal primo all'ultimo minuto, è stata una partita vinta sulla tattica più che sulla fisicità che loro esprimevano, e credo che avevamo addirittura rischiato di portare a casa 3-0 perché veramente ci è mancato un pochissimo. Credo che le Pantere siano davvero meritate, che la Prosecco Doc si sia meritato questo mondiale. Come l'avete vissuta dalla tribuna in mezzo a 10.000 tifosi? Non è facile, con i turchi non è facile perché diciamo che l'accoglienza forse appartiene ad altri tifosi, nel senso che noi eravamo proprio imbottigliati in mezzo a 12.000 tifosi turchi, addirittura noi avevamo una decina di posti riservati a noi che però sono stati occupati comunque dai turchi, e quindi è stato un pochettino complicato l'inizio, disagevole voglio dire, però a un certo punto si è ammutolito anche il palazzetto turco, cioè, mi sembrava veramente la scena di Rocky 4 quando tutti i tifi iniziano a tifare Rocky a un certo punto, voglio dire che è stato veramente emozionante, insomma. E ci resta sempre la voglia di andare avanti, e credo che adesso abbiamo l'opportunità veramente di fare una grande stagione, credo che la squadra potrà crescere ancora, e credo che un passettino per volta insomma, iniziamo a guardare poi gli altri obiettivi, già da domani che si parte per Mulhouse. Il 26 dicembre festeggeremo invece il mondiale al Palaverde con tutti quanti i tifosi, e faremo una grande festa per tutti quelli che verranno a vedere la partita il 26, e brinderemo col Prosecco Doc a questo mondiale. C'è una dedica particolare per questo trofeo? Le dediche sarebbero tante, ecco. Ricordiamo anche i tifosi che da lassù continuano a tifarci.